Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera, che bel pubblico, che bello vedervi qua. Per noi non è la prima volta qua a Castiadas, abbiamo già avuto la fortuna di organizzare diversi eventi qua ed è sempre un piacere, soprattutto di fronte a questo museo bellissimo, di fronte alle vecchie carceri che raccontano tanta storia. È molto importante per noi essere qua. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie. Vorrei ringraziare subito il Comune di Castiadas, vorrei ringraziare Capotere 2000 Academy ed Eme Comunicazione per l'organizzazione, vorrei ringraziare uno dei nostri main sponsor, ovvero TechFind di Giuseppe Bulugiu, e vorrei iniziare questa serata con un rappresentante dell'amministrazione comunale, il signor Luciano Ghiani. Eccolo qua, buonasera signor Ghiani. Che piacere. Intanto grazie perché ci ospitate in questi posti che sono veramente suggestivi e quindi giustamente penso che anche lei voglia dire qualcosa al pubblico e le lascio il microfono. Buonasera a tutti. Ci dispiace, purtroppo il sindaco per ovvi motivi non è potuto intervenire. Comunque l'amministrazione tutta vi dà il benvenuto in questa meravigliosa serata. Spero che vi faccia piacere anche il prossimo anno tornare, perché sicuramente sarà una bellissima manifestazione. Grazie ancora a tutti. Grazie Luciano, molto molto gentile, è per noi veramente un piacere, un onore e saremo lieti di tornare anche il prossimo anno. Ormai diciamo siamo quasi di casa qua a Castiadas e questo ci fa veramente veramente piacere. Ma io so che voi siete qua per vedere una sfilata di moda che non sarà solo moda ma sarà anche spettacolo, perché avremo anche degli intermezzi di spettacolo, di musica, di ballo, quindi c'è tanto questa sera, è veramente una serata molto ricca e probabilmente sarà, non è ancora sicuro, ma l'ultima dell'estate per noi, poi ci fermeremo per un piccolo riposino perché abbiamo corso tanto tutta l'estate con tanti eventi in giro per tutta la Sardegna e adesso ci aspettano altre cose ovviamente, ma anche un pochettino di ristoro. Quindi questa sarà una serata speciale e inizio con Barbara Dalu. Ha sempre pensato che sia importante esprimersi, a condizione che i sentimenti siano reali e tratti dalle proprie esperienze. Questo accade quando crea un abito, si esprime attraverso ricordi di esperienze passate che hanno lasciato in lei un segno. Riaffiorano come dolci caramelle zuccherose. Esistono due lati di Barbara, una è sognatrice, fantasiosa, sensibile e passionale, l'altra è audace, sfacciata e pura. Solitamente sono un incontro di box, ma nei suoi abiti convivono benissimo. Desidera ardentemente rievocare gli anni 40 e 50, gli anni delle pin-up, di Marilyn e di Audrey, gli anni dove le donne profumavano di eleganza, fascino ed erano meravigliosamente sexy. Gli anni dove il misticismo era d'obbligo, dove si sapeva tanto ma non tutto. A voi Barbara Dalu. Je courais, j'ai peur, et surtout rien.
Le creazioni di Barbara Dalu. Vieni Barbara, vieni qua. Grazie Barbara, congratulazioni anche questa sera. Sempre bellissime collezioni. Grazie, grazie anche alla nostra Azzurra. Grazie. Ed ora è il momento di Roberto Bortolussi, che nasce in Friuli e sin dalla più tenera età manifesta un naturale talento per il cucito. Appena scopre che questo sarà il suo destino, si trasferisce a Milano per frequentare la Marangoni, un'importante scuola di moda, e qua inizia a lavorare con la sartoria di alta moda Bichi, dove passano grandi personalità del jet set. Dopodiché ritorna nella natia Udine, apre un suo atelier, ma vi devo dire che quest'anno festeggia i suoi 40 anni in Sardegna. Nel 1983 l'incontro con questa terra che conquista subito il suo cuore, tanto da trasferirsi a Cagliari, dove tuttora esercita in via del Collegio numero 4. Io ho da rivolgergli un ringraziamento molto speciale perché questa sera indosso un suo abito. Roberto Bortolussi. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. So sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. Creatività allo stato puro per Roberto Bortolussi, a cui facciamo un applauso ancora più caldo perché gli deve arrivare, perché questa sera per precedenti impegni non poteva essere qua con noi, ma come sempre le nostre ragazze l'hanno rappresentato benissimo, quindi ancora un applauso per Roberto Bortolussi. Ed ora vorrei proseguire con qualche ringraziamento ai nostri sponsor che ci supportano e ci accompagnano in giro per tutte le nostre tappe per la Sardegna, e ringrazio quindi Archeofoto Sardegna, promozione dei siti archeologici della Sardegna, Assocral, One for All Convenzioni, Cagliari, Baobab, Villa Simius, via Cagliari 43,
Box Office, vendita ticket a Cagliari, Cesi, costruzioni edili, stradali, industriali, Selargius, Caracter, stampa digitale ecologica e arredi in cartone, Epule, Centro Studi Nazionale della Cultura Enogastronomica a Capoterra, Delta P, articoli tecnici industriali a Macchiareddu, Fito Mediterranea, Cosmesi, la natura che crea bellezza. Grazie, grazie a tutti i nostri sponsor. Ed ora vi ho annunciato all'inizio di questa serata che sarebbe stata sì una serata dedicata alla moda, alle sartorie sarde, all'arte in genere quindi, ma anche allo spettacolo. E infatti ho il piacere di annunciare una persona che ormai fa parte della nostra grande famiglia di Capoterra 2000 Academy, ci sta seguendo un po' in tutte le serate che stiamo facendo in giro per la Sardegna e non so mai come presentarlo perché lui è un cantautore, un poeta cantautore, uno showman, un cabarettista. Io vi lascio in compagnia di Alverio Cau. Grazie. Grazie Arianna. Facciamo Caro. un applauso ad Arianna Corte. Grazie. Vieni qua che ti vedono bene. Grazie. Alverio Buonasera Cau. a tutti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao. Tutte le sere sono con loro, praticamente manterroscio. Si capisce il campidanese qui, sì. Allora, io porto vernacolo, quindi mi piace insomma portare quello che siamo, identità. Mi piace cantare delle cose che ci appartengono, in questo caso siamo comunque in un luogo dove si capisce il campidanese, per cui mi piace stasera esprimermi in apertura, almeno in campidanese, che ne so. Ho preso la chitarra, potete cantarla anche voi se volete, e potremmo andare avanti, però insomma preferisco fare qualcosa che mi appartiene molto. Io vengo dall'Oristanese, abito a Santa Giusta ma sono nato a Tramazza, un piccolo paesello, ma ho abitato ad Oristano. Quando ero adolescente, tanti anni fa, ero in Subrugu. Subrugu è il luogo dove è nata la Sartiglia. Voi sapete, la corsa alla stella che si tiene a Oristano, l'avete vista? Alzate la mano, costituitevi. Tutti quelli che hanno visto la Sartiglia. Voi sapete che la Sartiglia ci appartiene. Quindi io ho avuto la fortuna, scrivendo canzoni, perché scrivendo canzoni si possono realizzare dei sogni. Un bambino, un adolescente che vede la Sartiglia, tra l'altro vestizioni, svestizione e quant'altro, chiaramente sogna di diventare il capocorsa su Componidori. E questo è successo e ho scritto una notte una canzone che vi voglio presentare. Rap and Tina de Su Componidori. E chi vermite si vonge una canzone che in tutti gli occhi mi intendo in sa gloria. Noi cosa vo tu sappo di scrissa storia. Su Castiata, a passo d'orrao, su. Seia! E pasci chi mai mi torre d'occasione, scetti che one notte mi tappa il pisau, cassu maiorali mi asceverau, cassa aspetto e mannu non vidi a sora, che si da arrivata sa dia sa candellora. Su coro mi vrei da tutto questa gente che in testa sottia, poi mi fai coraggio già in sa scuderia e cammina innanti su un terzo e secondo, poi mamma mi intendo su un bello de su mondo. La Giummaria Pessi dentro un sentori, poi te preso un manno, sei un po' i dori. Su. Sei un po' i dori e non mi pari vero,
tu teni a disagio che sa me cosa, sa faccio a sa spada, su quando è sa rosa, sa massai a manna su stocco e si stella, non potevo te un'altra sotti più bella. E grazie a Dio e a suo cuore Gesù su sannata che arrepenti Dio sa cosa è te pronto spesi in terra, sono in visto un bordo su un parastrombetteris, poi contai si stella con tutti i cavalieri, e questa sartiglia sia da grande festa, si può severnaccia non da manchi non testa. E questa repentina adesso con poi d'ori, si betta fortuna, tra ballo e amore. E cosa remala esa benedizione, la sai misa gloria. E torra sa canzone. Tu cantiamo. Say ya! Grazie di cuore. Alberio Cau. Grazie. Arie Arianna. Ciao. Grazie Alberio. Ciao, a dopo. Ci rivedremo nel corso di questa serata. Ed ora ho il piacere di presentarvi Paola Sailis, che nasce a Guasila e sin da piccola si dedica al ricamo, il suo dono innato che anno dopo anno cresce e si perfeziona. Decide di ricamarsi lo scialle per il costume folk, riproducendo l'originale ricamo di un tempo, e quello che sembrava essere destinato ad essere un unico lavoro diventa il primo di una lunga serie. I suoi scialli, inizialmente ammirati e fotografati nelle più importanti feste popolari sarde, sono ora diventati una delle bandiere del ricamo sardo in importanti sfilate nazionali ed estere. In virtù di tutto questo, le sue creazioni artistiche nel 2022 sono state insignite del premio Francesco Alziator come eccellenza in Sardegna del ricamo e della moda. I suoi fili colorati, i suoi abiti, la sua fantasia e passione sono ormai un'importante realtà sarda. Paola Sailis.
Le creazioni di Paola Sailis. Eccola qua la nostra Paola. Prenditi come sempre questi meritatissimi applausi. Sei un gioiello. Anche se dietro le quinte ti insulto sempre, però perché ci vogliamo bene. Esatto. Paola Sailis. Ed è ora il momento di Martina Accessori. Martina Mura abita ad Isili e sin da piccola la sua immaginazione non ha mai avuto confini. Ha sempre pensato che anche l'oggetto più insignificante con un tocco di creatività può trasformarsi in qualcosa di meraviglioso e questo pensiero lo porta sempre con sé in ogni campo della sua vita. Non ama autodefinirsi perché in sé esistono 1000 sfaccettature che si rispecchiano nelle sue creazioni. I suoi accessori sono una vera e propria estensione della sua persona e in alcuni potrete trovare anche un tocco di rabbia e di adrenalina che l'ha portata a reagire e a fare realmente ciò che desidera. Martina Accessori. Reach out, touch faith. Martina Accessori. Vieni Martina, congratulazioni. Un forte applauso per Martina perché è al suo esordio stasera qua con noi. Complimenti davvero, veramente molto belli. Grazie. Grazie alla nostra bellissima Noemi, grazie Martina. E adesso ancora un po' di ringraziamenti ai nostri sponsor che come sempre ci supportano. Demolizioni Congiu, Demolizioni Industriali Capoterra, Il Baratto, Cagliari, Ecoservice Sarda, Servizi Ambientali ad Elmas, Pani e Turismo, Agenzia Viaggi e Tour Operator a Serramanna, SD di Sergio Dessì, Realizzazione Piscine a Capoterra, Generatività, Coaching e Consulenze per imprese, professionisti, strutture produttive e aziende di servizi a Capoterra, Even Sardinia, Servizi organizzativi, noleggio e vendita attrezzature a Sassari, FART, forniture tecniche industriali a Sestu, Studio Locci, studio fotografico ad Elmas e tecnica mista grafiche ad Elmas. Grazie
grazie ancora ai nostri sponsor, grazie. E grazie a voi. E adesso ho veramente il piacere di presentarvi quella che ritengo sia una delle voci più belle della nostra grande famiglia di Capotere 2000 Academy. È una persona stupenda e una persona stupenda non può che avere una voce stupenda. Purtroppo non sempre è così, non tutti hanno il dono del canto, ma in lei il dono del canto è veramente un dono innato. Enrica Pintus. Così mi fai emozionare, però poi non canto più. No, canti e come. Grazie, grazie a te. mille, grazie, buonasera a tutti. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, ed ora che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai, anche se non lo sai, anche se non lo sai. Grazie mille, grazie. La grande voce Grazie, di Enrica Arianna. Pintus. Grazie. Anche Enrica avremo modo di rivederla nel corso di questa bella serata dedicata un po' a tante cose, un po' a tanti lati dell'arte, tante parti dell'arte, così alla moda, alle tradizioni, alla musica, al ballo, più avanti lo vedremo, chissà. E adesso invece continuiamo con la moda, continuiamo con Sabatteri, l'arte della calzoreria e della pelletteria a disposizione di coloro che non vogliono passare inosservati.
Una linea caratterizzata da un design particolare, una scelta di pellami di primissima qualità conciati esclusivamente in Italia. Le mani poi fanno il resto, anzi la differenza, perché ogni singolo paio di scarpe e accessorio viene realizzato interamente a mano. Sabateri! I don't know why this shit got me lazy right now. Yeah, can't do Percocets on Molly. I'm turning one, tryna live it up. Yeah, right. Baby, you can ride it, yeah. Bring it over to my place, and you be like, baby, who cares? But I know you care. Bring it over to my place, you don't know what you did. Know what you did to me. Your body right away speaks to me. I don't know what you did to me. Your body right away speaks to me. I don't know what you did. I can make it hurricane on it. Tattoo my name on it. Make it cry like a baby. Yeah. Let's go pro and make a video. Yeah. Make it cry like a baby. Yeah. Let's go pro and make a video. Baby, you can ride it, yeah. Bring it over to my place, and you be like, baby, who cares? But I know you care. You don't know what you did to me. Your body right away speaks to me. I don't know what you did to me. Your body right away speaks to me. I don't know what you did. Right away, right away, right away. I don't know why this shit got me lazy right now. Yeah, can't do Percocets on Molly. I'm turning one. E queste erano le creazioni di Sabateri. Un calorosissimo applauso anche a lui che questa sera non è qua con noi. Grazie. Grazie a Sabateri, grazie a Andrea Vacca che è il portavoce di questa splendida ditta di Pellami. Molto bene, io prima di proseguire la serata avrei un grande piacere di parlare con Anna Palita, che è la responsabile del Museo delle Vecchie Carceri, quindi penso sia qui in prima fila, eccola qua. Buonasera Anna. Allora io ti ringrazio perché adesso parli tu e così io riposo un po' la voce. Buonasera signori a tutti. In primis, anche se lo ha già fatto il nostro consigliere Ghiani, vi porto veramente dal cuore i saluti di benvenuto e che sia per tutti veramente una serata straordinaria da parte del nostro sindaco. Impegni inderogabili, non hanno potuto che lui fosse qui di presenza, ma lo è qui con il cuore, ne sono convinta, e si è preoccupato che tutto venisse ripreso per bene, perché lui se lo guarderà con grande veramente amore che nutre per il nostro comune e per tutti i suoi concittadini. Bene,
che cosa dovrei dire? Io dovrei essere qui un attimo a sponsorizzare quello che è il museo, ma io dico usare il termine sponsorizzare non mi piace poi tanto, perché è comunque un qualcosa di estremamente toccante che è la storia di Castiadas. Perché dire il riduttivo, quando mi chiamano e mi dicono sono le carceri, mi fa star male un po'. In effetti non è solo questo, è la storia del nostro territorio, che è strettamente correlata con la storia della colonia penale, perché se adesso noi siamo qua in una serata di relax molto bella, dove trasmettiamo amore, cultura, e lo dobbiamo a quelle anime che qui hanno patito e hanno dato tanto, hanno pagato con la vita per darci questo, perché era terra di palude, con due parole, come dico sempre, anche per la mia esperienza, che è stata molto amara arrivando qua, perché mio padre arriva qua come funzionario della riforma agraria, che subentra alla chiusura della colonia. Esattamente, la colonia chiude il 30 giugno del 56 dopo 80 anni di attività, e che avevano fatto un lavoro straordinario, quindi si ritrovano queste terre così ben bonificate, e parte la riforma agraria che dà la possibilità alle persone meno abbienti ma volenterose di poter lavorare, di avere una casa e un certo numero di ettari da poter coltivare e andare avanti. Quindi su questo il trauma di una bambina che arriva qua, che arriva da Alghero, che era già una cittadina molto, ma molto, come posso dire, già turistica, arrivare qui e vedere tutto questo. Però mi ricordo, io adesso vedo solo buio attorno a me, luci, ma dove si vedono quelle scritte lì, che c'è un distributore, all'epoca c'era, stiamo parlando fine anni 60, c'era un pioppo bellissimo, grande, che mio padre, per farmi avere questo impatto non così traumatico, visto che siamo arrivati a ridosso dell'Epifania, l'ha fatto, come posso dire, diventare un bellissimo albero di Natale, dove sotto c'erano tanti doni. Io sono arrivata che era già sera, le 5:30, gennaio, e buio, però ho trovato questa atmosfera straordinaria. Come sono scesa dalla macchina c'erano tanti bambini, perdonate, tanti bambini che applaudivano e dicevano benvenuta Anna, giocherai con noi. Solo che io dico, ero già un po', forse, come dice mia madre, già tremendina da piccola. La prima cosa che ho fatto, mi sono girata verso mio padre e ho fatto: dove sono i tram? I tram non c'erano. Dice: non ti preoccupare, andrai lo stesso a scuola. Quindi è cominciata così questa cosa. E negli anni probabilmente queste anime, che adesso, se facciamo un pensiero tutti quanti, immaginiamoli che da queste finestre loro possano essere affacciati e gioiscano con noi di questa serata straordinaria. E quindi dico, questo è quello che loro mi hanno dato, e dopo tanti anni io mi sono trovata da quel di Portocervo a fare il direttore d'albergo, a prendermi cura di questo museo. Forse loro avevano scelto in quel momento chi doveva parlare di loro, come veramente chi visiterà il museo. Un'alzata di mano, chi ha già visitato? Pochi. Indubbiamente, tu sì, tu sì. Noi abbiamo un marchio sulle spalle, c'è scritto ETFAS, quindi siamo tutte della stessa cosa. Poi ci saranno sicuramente tanti nostri concittadini che saranno indubbiamente così. Adesso lascio perché giustamente deve passare la parola a lei. Allora invito tutti, veramente, io ho fatto un accenno, ma questo serve per intrigare, lasciatemi fare il mio mestiere. Le altre cose, le emozioni, le vivrete nel nostro museo visitando. Ci sono due miei collaboratori splendidi, Patrizia e Jacopo, che sono veramente, vi faranno da guida. Loro racconteranno la storia, io penserò a farvi emozionare. Signori, buona serata, vi lascio nelle mani di questa straordinaria donna. Grazie ancora. Grazie Anna, grazie di cuore, e un complimento per te, perché hai un dono. E allora, sono poche le persone che hanno il dono di saper raccontare qualcosa così bene e saper trasmettere queste emozioni. Mi hai fatto commuovere tanto. Grazie, davvero, grazie. Un grandissimo applauso. Una testimonianza veramente formidabile questa di Anna.
E adesso continuiamo con la moda, continuiamo con Marita Balaz, da indossatrice a fashion designer, per dimostrare che i sogni non hanno confini. Ed è proprio in passerella che Marita comprende l'importanza di raccontarsi attraverso gli abiti. Ha incominciato disegnando e creando i suoi capi da autodidatta, presentando la sua prima collezione Street College alla Settimana della Moda Cagliaritana nel 2019, diventando così una stilista Made in Capoterra 2000 Academy. Il 3 luglio di quest'anno ha ricevuto l'attestato di registrazione dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per il suo fashion brand Marita Balaz, e per questa occasione ha preparato una nuovissima collezione punk chic, un look casual ma ricercato, un mix sapiente di capi e accessori eleganti, sexy ma al tempo stesso confortevoli e anticonformisti, tutto come sempre all'insegna dell'ecosostenibilità. Marita Balaz. E questo era l'estro e lo stile inconfondibile di Marita Balaz. Splendida Marita. E si vede che facevi la modella, eh? E potresti farlo ancora. Grazie, esatto, fatelo, fatelo. Marita Balaz, grazie. Grazie Marita, grazie alla nostra bellissima Noemi. E noi proseguiamo con qualche ringraziamento ai nostri sponsor. Ringraziamo Giorgio Paretta che rende bello il tuo giardino anche nella tua città, Capoterra. Gomme Service di Franco Dessì, centro assistenza pneumatici e revisioni a Capoterra.
ML Costruzioni, montaggi e manutenzioni industriali a Cagliari. Windows Sardinia, organizzazione eventi, promozione e vendita del prodotto tipico sardo a Capoterra. Nicola Satta, rappresentanze, Cagliari. ASD Selin Gym, palestra di arti marziali e fitness a Cagliari. Guida al campionato, rivista Tifosi Rossoblu a Cagliari. Furgoniamo, concessionaria online specializzata in furgoni a San Luri. Stefano Liliu Trasporti, costruzioni civili e industriali a Uta. Aragi, Soul of Sardinia, il profumo originale della Sardegna a Cagliari. Caesar Hotel Cagliari e infine ristorante da Cesare a Cagliari. Grazie ancora a tutti i nostri sponsor. Ebbene, vi avevo detto che insomma avremmo visto tante arti su questo palcoscenico questa sera, abbiamo visto la moda, abbiamo visto il ricamo, quindi abbiamo visto uno showman, un cantautore, abbiamo visto una cantante ed ora è il momento di una ballerina, una bravissima ballerina che non fa altro che raccogliere allori in giro per il mondo, ma ce l'abbiamo noi qua e lei è Chiara Corrias. Un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios. Llorando por ti, es con amor. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Yo prefiero vivir así. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. La grinta di Chiara Corrias, grazie Chiaretta, grazie. Anche Chiara avremo modo di rivederla nel corso di questa serata. E adesso vado avanti con la moda, vado avanti con Dina Pinchuk.
Oggi vi presenta la sua collezione La Speranza, nata dal desiderio di mostrare un'interpretazione moderna e rivoluzionaria dell'abbigliamento. Ci troviamo nel pieno di un importante cambiamento nella visione del mondo, un mutamento culturale e politico che porta al primo piano coscienza ecologica e sociale, la perfetta incarnazione della moda di qualità, del recupero delle usanze tradizionali, con un tocco di versatilità che la rende futuristica. Il colore giallo nella collezione è il simbolo dell'intelletto, del sapere, della luce e della gioia, la creatività e la voglia di agire, di trasformare in materia il pensiero. La moda è sempre stata lo specchio di grandi e fondamentali evoluzioni sociali. Il messaggio è l'unione dei popoli contro il razzismo e la guerra. Il sole deve splendere per tutti. Dina Pinchuk. E questa era la collezione La Speranza di Dina Pinchuk. Eccola qua la nostra Dina, insieme alla nostra bellissima Erika. Facciamo un applauso, adesso c'è qui Erika in rappresentanza di tutte le modelle e i modelli, ma lo facciamo un applauso fortissimo per loro. Grazie. E ovviamente un grandissimo applauso per Dina. Grazie Dina, grazie. E adesso ho il piacere di presentarvi ben due stiliste. Una è una stilista di moda, di abiti, sartoria, e l'altra invece è una stilista del gioiello. Le abbiamo messe insieme questa sera, infatti presenteranno le loro due collezioni insieme.
La prima è Milena Migali. Per Milena Migali quella della moda è una passione nata osservando sua zia sarta al lavoro. La vita l'ha portata per lungo tempo su strade diverse, ma quella passione non si è mai spenta e con forza l'ha spinta ad iscriversi a corsi professionali per specializzarsi in diversi settori, quello femminile, quello maschile e anche quello tradizionale. Con grande soddisfazione ha inseguito il suo sogno fino a oggi senza mai considerare le sue realizzazioni un traguardo, bensì uno stimolo a raccogliere nuove sfide e perseguire nuove mete. Invece, Eleonora Pizzalis Jewels è una nuova realtà che interpreta la lavorazione del rame classica rielaborandola in chiave moderna con l'obiettivo di rendere ogni creazione unica e distintiva. Il progetto nasce nel laboratorio dei maestri del rame Pizzalis che oggi rappresentano gli unici precursori della storia del rame in Sardegna. Ereditano la bottega storica dal padre Luigi che dedica tutta la sua vita al rame. I segreti ancestrali della lavorazione vengono proiettati su nuovi oggetti abbracciando sinuose linee contemporanee. Ho il piacere di lasciarvi in compagnia di Milena Migali ed Eleonora Pizzalis. Io direi un abbinamento semplicemente perfetto, quello di Milena Migali ed Eleonora Pizzalis. Bellissime, eccomi qua. Congratulazioni a entrambe, veramente bellissimi abbinamenti, mi sono piaciuti tanto. Complimenti. Grazie, grazie ragazze, grazie. Ebbene, continuiamo con qualche ringraziamento ancora. Ringrazio ancora i nostri sponsor, ringrazio Soccorso Stradale, Pala e Curreli, Autotrasporti e Soccorso a Capoterra, Udella Sport e premiazioni per tutte le vostre ricorrenze a Cagliari, Risana Sarda, ricerca e sviluppo ambiente a Capoterra, Seconda Mano, Mercatino dell'Usato, Cagliari, 3C Prefabbricati Orosei, Spazio.it, servizio di internet e marketing azienda di software, J-Will Limited Edition, gioielleria Corte del Sole a Sestu, Onda Marina Rooms Suite, affittacamere a Cagliari, Worldwide Service Logistic and Shipping, ricezione e stoccaggio e spedizione dello zolfo solido ad Assemini, Aligo, servizi ecologici a musei, Sardegna Magazine, il magazine per il turista in Sardegna a Cagliari e infine Consaura Finance, consulenza e assistenza alle imprese per migliorare il ricorso al credito. Molto bene, grazie ancora. E adesso io voglio di nuovo qui Alverio Cau. Presente, eccomi.
Grazie Arianna, grazie di cuore. Io sono felice di essere presentato dalla più brava presentatrice che c'è in circolazione. Facciamoglielo un applauso Arianna ancora, anche se è andata via. Grande garbo, grande eleganza, bravissima. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al Campidanese. Invece adesso voglio portarvi un brano che va un po' più nell'entroterra. Ed è un brano che tra l'altro ho presentato pochissime volte, ho il piacere di proporlo qua. Il tema è semplicissimo, anche perché se poi dico a mano denta si capisce, il brano si intitola proprio così, a mano denta, quindi sono momenti in cui davvero stare insieme, stare vicini, ricreare occasioni per stare insieme, perché è diventato veramente difficile, lo dico soprattutto per i giovanissimi, ma non solo, è diventato davvero un problema perché siamo forse troppo disgregati, siamo troppo veramente scollegati perché siamo collegati con troppo altro. Quindi questa è una canzone che vuole dire che dobbiamo davvero riprovare a trovarci. A mano denta, non aggiungo altro, seguite il testo perché tanto è molto comprensibile. Prego. Totus a mano denta, sente chi canta consente, uve paziente accanta. Paziente con una terra gente. Cantende cantos rosa vida caerá un buen rama olente azuende a frescher notes e a escurigare dies que mastrumando in alto conto contende contos rosu mundo contos de feridades azuende a frescher notes canto su mundo estundo Leo a manzano e grillos a su cero Fiores ad ogni ora a tutta il su coro sana vita e spero Totus a mano denta sente chi canta consente uve paziente accanta paziente con una terra gente che viva sa gente sente chi canta contenta totus a mano denta canta de a mano denta che rusignolo un verano sigo cantando sempre a tutti novelas de alegría a quien de quiere como a quien te quiere quiere que más mano en alto sigo contente con dos prosa vida con dos serenidades azuende a frescher notes e a escurigare dies de una manzana e grillos a su cero fiores ad ogni ora a tutta il sudoro sana vita e spero totus a mano denta sente chi canta consente uve paziente con una terra gente che viva sa gente sente chi canta contenta totus a mano denta canta de a mano denta vida salute trigo e a te los años libero a intrafora ad ogni ora sigo contente sempre a due che mastrumando in alto e più sopra con tus serenidades e alegrías tus a mano denta sente chi canta consente uve paziente accanta
viva gente, con una terra gente, che viva sa gente, gente che canta contenta, totus a mano denta, canta a mano denta, totus a mano denta, gente che canta con gente, gente con gente, gente con una terra gente, che viva sa gente, gente che canta contenta, totus a mano denta, canta a mano denta. Grazie. Gente con gente, sono tempi in cui la gente deve stare con la gente, ma non solo qua dentro. E infatti deve stare siamo con qua. la gente che magari arriva anche, insomma. Ok. Grazie di tutto. A Grazie Tosano a bello te, cosa luce, Allerio. cimenante Cirinau, Linga Masante meno creta sta. Grazie davvero a Capoterra 2000 Academy per avermi ospitato in tutte queste serate. Grazie di cuore, una gran bella famiglia. Grazie a te per essere stato Buone con cose noi. a tutti. Ciao! Ciao Alverio, grazie. Ed ora è il momento di Emma Ibba. L'oro è il protagonista principale di questa collezione. Prezioso pizzo e tessuto tecnico accarezzano il corpo delle modelle. La collezione con questo colore vuole mettere in risalto la preziosità della donna che in questi ultimi tempi viene troppo spesso ferita, oltraggiata, uccisa. Stasera l'oro rappresenta il valore delle tante battaglie e delle innumerevoli conquiste e di tutte quelle che verranno. A voi le creazioni di Emma Ibba. Turn around, smell what you don't see. Close your eyes, it's so clear. Here's the mirror, behind there is a screen. Up with wings, you can't get in. Don't think twice before you listen to your heart. Follow the trace for random stars. What you need and everything you feel is just a question of the day. In the eye of storm, you see a lonely dawn. The experience of survival is the key to the gravity of love.
Scusate ragazze, mi infilo qua in mezzo a voi. E questa era la collezione di Emma Ibba e io devo fare un ringraziamento speciale anche a questi ragazzi per il contributo, perché hanno reso la coreografia ancora più bella. Legionaris, giusto? Ok, un grandissimo applauso a Emma Ibba, ai Legionaris, alle nostre ragazze. Diciamo una cosa completamente estemporanea, ma questa uscita è stata ancora più spettacolare. Grazie a voi, grazie a tutti. E giustamente c'è qualcuno che vuole una foto e mi sembra giusto. La madrina della serata vuole una foto. Vieni Anna. Ah, la loro madrina. Ma sei anche un po' madrina della nostra serata. Venite ragazzi. Eh sì, assolutamente. Allora, venite ragazzi. A questo punto mi ci metto anch'io qua dietro nella foto. Pronti fotografi? Mi raccomando, fateci un bel quadretto. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie, complimenti, bellissime moto, belle, veramente. Anche le nostre ragazze sono piaciute molto. Ops, ok, sto pestando un abito di Jenny. Molto bene. E adesso continuiamo ancora con la moda con Valentina Muredda, filo conduttore di questa collezione, e il punto luce inserito in tessuti leggeri ne fa risaltare i colori e conferisce a ogni abito una propria personalità. Valentina Muredda, nota per i suoi abiti di grande femminilità ed eleganza, anche questa sera farà brillare le nostre ragazze. Inoltre la sua uscita sarà accompagnata dalla splendida voce di Enrica Pintus. Valentina Muredda. Ehi, sì, ci sono. Stiamo giocando con la salute dei partecipanti che si sono spaventati nel vedere i motociclisti arrivare. Ho detto, questi, scusate, dove stanno andando? Io devo cantare, che canto a far con loro che accelerano? E poi scopriamo che era tutto preparato. Io e Chiara ci siamo un attimino spaventati. Adesso Giulia ha avuto la brillante idea, siediti sulla moto. Certo, Giulia, col mio metro e tanta volontà di crescere un tempo, mi appoggio, provo ad appoggiarmi, che col brano ci sta pure, però chiedo scusa ai signori, ma sono imbranatissima in tal senso, adesso mi brucio pure perché vado a prendere, ecco, vabbè. Grazie Giulia, ti voglio bene, anch'io, ok, bene, lei corra appena vede che faccio qualcosa che non devo fare, ok, ci siamo. Tutto a posto Paola, non ridere, questo non era preparato, ogni volta che io arrivo qui in questa bellissima famiglia succede qualcosa. Bene, vediamo se riesco a non cadere. Vai. Stupito perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato e quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato e cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso per ragioni ovvie di orgoglio e di sesso, e invece niente, no, non sento niente, no,
nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, no 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 no. Hai deciso, combattuto tra l'abbracciare me o la vita. Ti ricordi i miei silenzi pesanti, che tu credevi gelosie per le inesistenti amanti. Allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambino senza troppa pazienza. E non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Un vetro non è rotto dal sasso, no, ma dal braccio esperto di un ingenuo gradasso. L'applauso per sentirsi importante e senza domandarsi mai per quale gente. Tutte le occhiate maliziose che davi erano semi sparsi al vento, qualcosa che perdevi. Nessun dolore, no, nessun dolore, no, no, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, no, 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 non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, no, 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 non sento niente, no, adesso niente, no, 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 non c'è tensione, no, non c'è tensione, no, 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 non sento niente, no, nessun dolore, no, 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 nessun dolore, no, nessun dolore, 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 nessun dolore. Grazie. Adesso E la mi splendida devo voce di smontare. Enrica Pintus Grazie, ha gentilissimo. accompagnato la Ecco. collezione, vieni qua vicino a me, Ecco, più al così lo sicuro. diciamo insieme, ha accompagnato la collezione di Valentina Valentina Muredda. Muredda. Grazie Valentina, sei stata bravissima, io ti vedevo su quella moto pronta a partire proprio. Sì, il mio ragazzo fa una fatica a farmici salire, tutto molto più semplice, preparato con le scarpe da ginnastica, non ti Ovviamente, dico non con oggi. non con il tacco 12 Altro che e sul nessun San dolore, Pietrino. esatto. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie Enrica, congratulazioni ancora a Valentina, come sempre una collezione luminosa. Grazie Tamara, complimenti, grazie. E adesso sono certa che vogliamo vedere ancora un po' di ballo su questo palco prima di chiudere la nostra serata che ormai volge al termine, e quindi chiamo nuovamente Chiara Corrias.
aspetta, aspetta, che ho bene che da passare. Tu mi guardavi ma non mi veniva, io ti parlavo ma non mi sentiva, ma sto dolore di me si è fornuto o volesse sapere. Voglio sapere se ancora è male tempo rinzato te, se mentre stai dormendo che sagre, stai mani che mi piglia pensando a te. Allora voglio sapere con quanti santi ancora mi fa parlare, ma il tempo non ti cagna e non può cagnare, gente bucina non fanno la verità. Chiara Corrias, grazie Chiara. E signori, siamo veramente giunti alla fine di questa serata, quindi io volgo al termine, inizio a fare i ringraziamenti finali, ma prima di tutto voglio ringraziare voi, perché siete stati veramente un pubblico fantastico, grazie di cuore. Per noi, per tutte le persone che lavorano dietro le quinte e sul palco, avere un pubblico così caloroso è fondamentale, quindi grazie, grazie veramente di cuore. E ringrazio ancora M Comunicazione, Capoterra 2000 Academy e il Comune di Castiadas, i nostri main sponsor, P-Bread Natural Bakery, Keracol di Enrico Magia, rappresentante Zona Cagliari, TechFind di Giuseppe Bulugiu, New Line, impianti elettrici, Full Media Service, Capri, e ringraziamo anche la Polizia Municipale che ci ha assistito tutta la sera, e ringrazio inoltre i Legionaris che sono venuti qua e ci hanno aiutato a realizzare questa bellissima coreografia. Ringraziamo ancora tutti gli stilisti e i sardi di questa sera, Paola Sailis, Barbara Dalu, Marita Balas, Valentina Muredda, Milena Migali, Sabatteri, Roberto Bortolussi, Emma Iba, Eleonora Pizzalis, Martina Mura e Dina Pinciuc. Grazie a tutti loro, facciamo un grande applauso per i nostri stilisti. Ringrazio ancora gli ospiti della serata, Alverio Cau, Enrica Pintus e Chiara Corrias che abbiamo visto poc'anzi, tutti i modelli e le modelle di Capoterra 2000 Academy. Ringrazio il group manager Mariano Marras, un grande applauso per Mariano. Le nostre make-up artist Floriana Cabras e Ietri Metrillos, il nostro staff organizzativo con Erika Ezzi e Noemi Iba, la nostra direttrice artistica Giulia Uriemma, il nostro audio luci e musiche Maurizio Fadda, il nostro Silvio Figus per le riprese di questa sera, e il dronista. Noi abbiamo anche un dronista, avete visto il drone che volava qui su, Massimo Potenza, grazie anche a lui. Ringraziamo Jonathan Perra per il montaggio video, i nostri fotografi Riccardo e Fotografia con Riccardo Mocci, Catiuscia Sias e Monia Mura. Ringrazio Enrico Loci, il nostro direttore della fotografia, il nostro ufficio stampa Roberta Gallo e i nostri media partner RM2 Catalan TV, la TV ufficiale dei nostri eventi dove potrete vedere tutte le nostre sfilate di moda, Radio Sintony, la radio ufficiale dei nostri eventi. Grazie a tutte queste persone che lavorano dietro le quinte sul palco. Non sembra, ma per realizzare un evento così, come potete vedere, ci sono tante persone che collaborano, ma come sempre grazie a tutti voi. Buona serata!